Tra il Green Pass e l'aumento dei contagi, soprattutto sui numeri, la stagione turistica potrebbe essere a rischio proprio adesso che è iniziato il grande esodo. Fino a qualche giorno fa l'allentamento dei contagi ci dava delle restrizioni anche, ci davano buone speranze, non è così perché il balzo in avanti è abbastanza preoccupante. Lo vorremmo capire anche con chi direttamente opera sulle spiagge, con le strutture alberghiere, cercare di andare nelle nostre località balneari più titolate, ovvero Grado e Lignano. Cominciamo con Alessandro Lovato, amministratore unico della GIT di Grado, in collegamento con noi. Vediamo se ce la facciamo a collegarsi, eccolo lì, puntuale come sempre, buonasera. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Allora, la prima domanda che le farei innanzitutto a lei Lovato, come sta andando la stagione turistica? Se ci sono dei buoni risultati fino adesso nella stagione nei mesi di giugno e luglio ormai che sta finendo. E diciamo sì, la risposta è assolutamente sì, anche se in forma scaramantica, no? Incrociamo le dita a pieno, facciamo tutto quello che si può, ma è assolutamente fino a questo momento un'ottima stagione turistica, perché bisogna dire anche le cose che funzionano e non sempre piangerci addosso. A livelli del 2019 siamo pre-pandemici? Siamo addirittura a livelli superiori al 2019, in quanto la sete di vacanza che aveva la gente era tale per cui il nostro bacino, io continuo ad usare il termine mitteleuropeo perché riguarda sia il vicinato che Austria, Cechia, Ungheria, Slovenia, erano talmente affamati di vacanza che la stagione quest'anno non è iniziata, è esplosa proprio da quando è stato aperto, da fine maggio ad oggi, un livello veramente molto interessante di prenotazioni e di presenze. Ecco, contraccolpi ci potrebbero essere o già ci sono comunque per le prenotazioni, per la questione del Green Pass nei ristoranti, nelle strutture ricettive, magari qualche prenotazione cancellata all'ultimo perché la situazione appare sempre così in evoluzione? Beh, la situazione è obiettivamente in evoluzione e la preoccupazione c'è, inutile nascondercelo. Vediamo di gestirla al meglio. Per adesso, per quello che riguarda Grado, e parlo solo di Grado perché il livello di impegno attuale è tale che non si ha neanche il tempo di fare le telefonate ai colleghi di altre parti, per adesso i contraccolpi effettivi non ci sono. Ci sono una marea di richieste, di domande, senti un'incertezza che sta crescendo, una marea proprio, visto che siamo al mare, continuiamo a parlare di questi aspetti qua, una marea di timori, però la voglia è ancora tanta. Per adesso non vedo ancora una negatività. Richieste di che tipo vi stanno facendo soprattutto? Beh, soprattutto capire bene come funziona questo Green Pass, anche perché onestamente non lo abbiamo capito negli ultimi dettagli neanche noi, perché sa, quando parte la legge quella è un riquadro generale, dopo devi andare a definire tutte le situazioni quotidiane che richiedono un'attenzione e una testa specifica. Ecco, una delle grandi preoccupazioni sono in questo momento gli assembramenti, quando si verificano soprattutto determinati tipi di eventi. Grado, a Lignano, ha fatto scelte coraggiose anche con la pattuglia acrobatica nazionale, decidendo di evitare questo tipo di manifestazione quest'estate. Purtroppo, mi verrebbe da dire, visto che sono il nostro orgoglio nazionale. Questo tipo di eventi che si rinunciano, ne potrebbero seguirne altri, possono creare, diciamo, la retromarcia anche a livello di avere dei contraccolpi, a livello di prenotazioni, di aspettative. Ma un evento tipo quello delle frecce tricolori, al di là dell'orgoglio nazionale, del piacere di vedere questi super piloti all'opera, non è che cambiano il destino di una stagione. E vedo che le altre iniziative fatte, anche le parecchie iniziative musicali, concerti fatti quest'anno a Grado, sono stati gestiti in maniera egregia, pertanto si riesce a fare
intrattenimento, si riesce a fare show, si riesce a fare momenti di socialità anche rispettando le regole. Non è che è bianca e nera, c'è ovviamente l'applicazione che comporta anche spesso delle rinunce di tipo economico, perché sai, chi viene a suonare prende sempre lo stesso cachet, il fatto di avere metà persone è chiaro che con problemi. Alla fine parliamo purtroppo, ed è giusto parlare di soldi, ma vedo che insomma se tutti quanti fanno la loro parte e ragioniamo che siamo in un periodo particolarmente complesso, credo che si può fare una bella estate anche convivendo Covid. Se non ci fosse sarebbe meglio, ma possiamo veramente imparare a convivere anche col Covid. Senta, lei mi parlava prima di un'incertezza legata al Green Pass, neanche voi riuscite a capire insomma, dove andare e che risposte poter dare alla gente. Lo faremo probabilmente con più sicurezza a partire dal 6 di agosto quando scatterà il decreto. Ma lei è favorevole o meno a questo Green Pass? Me lo dica come amministratore unico della GIT. Io personalmente come cittadino, amministratore ancora di più, sono assolutamente favorevole. Adesso bisogna vedere come viene esplicitato. Diciamo che a me il titolo del libro piace. Vediamo come saranno dentro le pagine di questo libro, se saranno scritte in fretta e in maniera intelligente. È un tipo di percorso che io condivido. Mi sa che avremo di pagine da scrivere in questo libro sul Covid, speriamo di chiuderlo il prima possibile, almeno per quanto riguarda la questione dei contagi, così non sembra in questo momento, anche se dobbiamo sperare nei vaccini. Senta, Lovato, le preoccupa, il titolo di oggi è iniziata la quarta ondata, è un punto di domanda il nostro, le preoccupano tutti questi focolai? Ma a me preoccupano, adesso litigo con lei, a me preoccupano qualche volta più i titoli che sono sempre esasperanti perché sembra che se non fai il titolone mega galattico non ci sia interesse da parte del pubblico. È chiaro che in questo sta la battuta, mi preoccupa anche l'esasperazione delle situazioni. Naturalmente sono preoccupato per il Covid, ma cerchiamo di fare il massimo per starci attenti. Quello è il nostro mestiere. Attenzione, 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 anche qualche volta possiamo risultare antipatici, ma a questo punto le dico una cosa. Mentre lo scorso anno, nella struttura dove opero, anche in GIT, quando andavi a dire metti su la mascherina, vedevo un po' vedevo e le sentivo anche un po' la diffidenza verso questa raccomandazione. Ho la netta sensazione, anzi ho la certezza che quest'anno venga accettata molto di più. Pertanto, secondo me c'è una consapevolezza che anche la mascherina, e non solo la mascherina, è uno strumento per poterci garantire un'estate di salute e di sole, che è di quello di cui abbiamo bisogno. Pertanto, ancora una volta, come sempre, è un qualche cosa da averne consapevolezza tutti insieme, di fare un percorso insieme, di parlarci, di gridare un po' di meno e di procedere in questo viaggio che ci porta di nuovo a un aggrado, a una regione, a un'Italia che saprà meglio convivere, ripeto, con questa problematica. Senta, le chiedo un'altra cosa che è un po' il tema della giornata di oggi. Locali che si trasformano poi in sale da ballo. È ovvio che anche ce ne sono in tutto il Friuli Venezia Giulia. Sale da ballo all'aperto, un po' per bypassare la questione delle discoteche che non ci possono essere proprio nelle località turistiche. Lei questi tipi di locali li chiuderebbe se si creano assembramenti? E se si chiudono si rischia di penalizzare il turismo? Si rischia di fare in modo che i giovani poi non vadano più in quelle località? La sua è una domandona e come sempre la risposta deve essere un pochino organica. È chiaro che all'operatore torniamo a parlare di salute e un'altra cosa che inizia con la S che sono i soldi, no? Pertanto all'operatore che costringi a limitare la sua attività
ci deve essere una grossa attenzione da parte di tutti noi. E quando dico tutti noi, non è solo mamma regione, ma anche il singolo cittadino, a sapere che vanno aiutati, perché anche loro sono degli operatori economici che subiscono un problema. Per quanto riguarda, salvaguardando questo aspetto importantissimo, sì, io sono dell'idea che quando hai ragazzi di 16, 17, 20 anni, 25, e che si trovano ragazzi e ragazzi, magari con delle belle ragazze tedesche, adesso non verrò accusato di antifemminismo o altro, ma il fatto di stare insieme, di stare vicini, mi sembra un pochino spontaneo e che gli ormoni superino anche il timore della malattia. Pertanto non vedo alternative a una chiusura con rispetto del tutto. Per quanto riguarda se questo è un limite, sì, sicuramente può essere un limite, ma se è una scelta vincente sarà premiante sul medio-lungo termine, perché se ne usciamo in maniera positiva da questa situazione obiettivamente difficile, la gente non è stupida, la gente fra il prossimo anno, fra 2 anni, si ricorderà di una scelta attenta alle esigenze dei nostri ospiti e pertanto non è improbabile che verremo premiati. Una cosa che io qualche volta dico anche qua a Grado, che sembra una bestemmia, può anche essere che se gestiamo bene questa situazione, può anche essere, lo ripeto, che fra 4-5 anni il Covid non sia ricordato come un periodo terribile, ma quel periodo che ci ha fatto crescere, ci ha permesso di far conoscere magari la nostra isola a persone che non venivano e apprezzarci anche nelle non poche positività che abbiamo. Le faccio una domanda che riguarda direttamente la gita, oggi c'è una novità, ce la può dire lei direttamente? Beh, è stato portato a termine quello che era un po' il desiderio che era importante in un'ottica più che altro di iniziare un percorso di un certo tipo. Beh, finiamo subito. Diciamo che la Gitcon oggi è un'azienda totalmente pubblica. L'aspetto positivo di questo è che può permetterci un percorso per quello che riguarda l'aspetto concessioni, spiagge, eccetera, molto più certo del momento attuale. Mi spiego. Ad oggi abbiamo in teoria una concessione valida fino al 2033, ma temo che a metà ottobre il tutto verrà messo in discussione perché è in contrasto con quello che sono le varie norme Bolkestein, ma non voglio tediarvi perché è un tema obiettivamente molto complesso. Diciamo che ci siamo creati una seconda strada che può darci una buona garanzia di continuità e di futuro e questo è importante. Dopodiché questa strada bisogna farla, bisogna percorrerla e bisogna operare e lavorare bene perché diventare pubblici deve essere uno stimolo a migliorare e non a peggiorare. Ecco, ho usato un termine improprio, ma spero di essere stato chiaro. Grazie Lovato per questo suo intervento, le auguro una buona serata. Grazie, poi è caduto l'auricolare al momento giusto. Buona estate a tutti. Sono gli imprevisti della diretta, ci mancherebbe. Grazie, arrivederci. E tanta salute. Arrivederci. Andiamo in pubblicità. Ci troviamo a poche ore dall'esodo, molti partiranno domani per queste vacanze estive che di solito ci accompagnano nel mese di agosto. Il sottoscritto non andrà subito, andrà tra un bel po' di giorni. Vediamo se invece tanti italiani hanno preferito un'altra meta come quella di Lignano, ci spostiamo di pochi chilometri. Manuel Rodeano, presidente Elisagest, vediamo se riusciamo a collegarci. Buonasera. E gli ascoltatori. Allora, Rodeano, come sta andando la stagione turistica? Io direi bene, nel senso che le premesse iniziali sono state mantenute, per cui c'è, dal punto di vista delle prenotazioni, mi pare stia andando bene. Non mi risulta che le notizie relative all'introduzione del Green Pass
abbiano sconvolto i piani dei vacanzieri più di tanto, almeno al momento. Per quanto riguarda la spiaggia, già da metà giugno, nei fine settimana, avevamo il tutto esaurito, che si sta riconfermando di fine settimana in fine settimana. Sicuramente con l'inizio d'agosto non sarà più solo il fine settimana ad essere occupato dai turisti, ma anche durante la settimana sicuramente vedremo un aumento dell'afflusso. Stranieri ci sono? Austriaci sono tornati? Stranieri ci sono, ce ne sono decisamente più dell'anno scorso. Sono ricomparse le targhe dell'Est Europa che erano l'anno scorso un miraggio, quindi Cechia, Slovacchia, Ungheria, Polonia sono ritornate, e sicuramente anche Austria e Germania. Ci sono, sì. Senta, le chiedo se è un po' spaventato dai focolai che ci sono, se nota assembramenti anche a Lignano e soprattutto sulle spiagge. Voi lo scorso anno avevate creato, diciamo, anche queste aree di divisione, di distanziamento nella zona della terrazza mare, se questo continua anche quest'anno. Allora, quest'anno, come l'anno scorso, c'è un'ordinanza che disciplina l'utilizzo della spiaggia e prevede diverse cose. Quindi, come l'anno scorso, lo stazionamento sul bagnasciuga e nelle aree che non sono occupate da materiale di spiaggia, quindi strai o ombrelloni, in ogni caso non si può sostare. In più è data facoltà ai concessionari di interdire l'accesso dalle 23 alle 5 del mattino, cosa che noi facciamo perché, complice il fatto che i locali notturni sono ad oggi ancora chiusi, in determinate aree, quelle in particolare dei gazebi, abbiamo avuto oggettivamente dei problemi perché soprattutto i giovani creavano assembramenti notturni con consumi di alcol. C'è anche un'altra ordinanza che inibisce al di fuori delle aree dei pubblici esercizi il consumo di alcolici dal venerdì al lunedì mattina dalle 18 alle 6, mi pare, se non vado errato, per cui abbiamo dovuto attrezzarci in quel senso. L'area sotto terrazza mare, anche per il giorno, come l'anno scorso, è stata recintata perché anche lì si creavano assembramenti. Per il resto le cautele della scorsa stagione sono state replicate. C'è lo stesso distanziamento dell'anno scorso, quindi 4 metri per 4, 16 metri quadri, a fronte di un obbligo minimo di poco più di 10 metri dalle linee guida governative, quindi siamo ampiamente al di sopra. Quindi la profilassi e da parte nostra, insomma, le buone pratiche cerchiamo di metterle in campo. Capiamo che c'è voglia di lasciarsi alle spalle questa cosa, quindi i comportamenti sono un po' più easy. Sì. Bisogna non abbassare la guardia. Ecco, il comportamento sono un po' più easy. Vuol dire che i turisti, cioè turisti o chi viene da voi ha notato qualche comportamento indisciplinato? Siete dovuti intervenire anche per fare in modo che la gente non vada in spiaggia? Le ordinanze sono servite? Diciamo che noi cerchiamo di farle rispettare con il nostro personale. Si nota un attimo, io dico fra virgolette, di leggerezza, nel senso la mascherina è vero che è obbligatoria solo all'interno, i distanziamenti, insomma, probabilmente ci si dimentica. Il problema è che i numeri non sono ancora ottimali. Prova ne è che secondo me è stata anche una scelta saggia e oculata, mi spiace per i turisti, però l'annullamento delle frecce a Lignano e Grado, di fuochi d'artificio e di quelle attività che al momento possono in qualche modo creare assembramenti, una scelta tra virgolette dolorosa ma necessaria in questo modo. Senta, le è dispiaciuto che le discoteche siano chiuse? Un Green Pass anche per loro avrebbe evitato tutto questo? Avrebbe permesso poi alla gente magari di essere più frazionata, chi le discoteche, chi invece in giro, invece di non trovarle magari più assembrate in determinati punti? Probabilmente sì, nel momento in cui c'è adesso uno strumento che dovrebbe essere effettivo ed efficace, perché effettivamente ti dice
se sei vaccinato con le 2 dosi o meno. L'applicazione in maniera seria, non all'acqua di rose, questo strumento per garantire l'accesso ai locali notturni avrebbe potuto dare, a mio avviso, un minimo, non minimo, una discreta sicurezza e permettere anche a questa categoria, che alla fine rimane la più penalizzata in assoluta, di poter riprendere ad operare, che è estremamente penalizzante. No? Mi pare di capire che lei è favorevole al Green Pass, ma è favorevole anche per far riaprire quelle attività che sono rimaste chiuse. Secondo me sì. Senta, secondo me sì, ti dica. Previsioni per questa stagione, comunque siete più tranquilli? Mi parlava Grado addirittura di dati che sono migliori rispetto al 2019. Non so se la costa friulana è tutto uguale oppure eterogenea. No, guardi, io le parlo come spiaggia, che chiaramente sono dati di prima mano. Certo, si riversano poi anche sulle prenotazioni degli alberghi questi. Chiaro. Anche la stessa stagione, paradossalmente, gli ingressi dei privati cittadini, cioè non quello che noi vendiamo al ricettivo, che poi a sua volta mette a disposizione dei suoi clienti, l'anno scorso sono stati migliori del 2019, grazie al famoso turismo di prossimità, alle seconde case che sono state utilizzate in maniera più estesa, e quindi questo numero effettivamente è buono. È chiaro, sull'altro fronte l'anno scorso siamo stati penalizzati su tale richieste del ricettivo, che ha preso molto meno di quello che prendeva storicamente per i propri clienti. Quest'anno le due cose stanno andando con un segno positivo, fiducioso, sia per quanto riguarda la clientela privata che per quanto riguarda le necessità del ricettivo. Per cui credo che, se non dovesse, sperando, incrociando le dita, toccando ferro, che non accada qualcosa di spiacevole, se il trend è questo, siamo decisamente soddisfatti. Per quanto riguarda, ripeto, le attività che conosco e che gestisco da vicino. Bene, io la ringrazio Rodeano per questo suo intervento, ci ha permesso insieme a quello di Lovato nella prima parte, insomma, di dare un quadro generale della situazione. Insomma, prevale, diciamo, la fiducia rispetto alla preoccupazione, e speriamo che sia così anche per il resto della stagione, perché ne va anche dell'economia, tenendo conto che il turismo vale gran parte del nostro PIL, soprattutto qua in Friuli Venezia Giulia. Grazie mille, buona serata. Grazie a voi, arrivederci. Bene, io vi ringrazio, tutti voi telespettatori. Screenshot torna come sempre mercoledì, noi non ci fermiamo. Grazie, arrivederci.